Buongiorno in diretta con Focus TG, partiamo dai furti e andiamo a Schio dove ieri un uomo è stato colpito da un ladro a colpi di macete, molta impressione in città. Andiamo in diretta da Daniele Garbina e Simone Squarcina per la parte tecnica. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio nel quartiere Santa Croce a Schio e questa è la zona dove ieri è avvenuto questo clamoroso tentativo di furto di un'auto e la reazione spropositata di questi due stranieri che hanno impugnato un macete e hanno reagito contro un altro straniero che abita in quell'edificio che in questo momento il collega Simone Squarcina sta inquadrando. Proprio nei pressi di quell'edificio c'era quest'auto che il vicino di casa aveva cercato di scongiurare e che invece di tutta risposta si è vista questa reazione spropositata che ha messo a rischio la sua vita. Infatti è stata anche motivo di un intervento del ricovero ieri in ospedale Sant'Orso, proprio per recuperare l'operatività dell'arto. Ecco. Un omicidio sventato, quasi un soffio, ecco. Resta però il problema sicurezza. Com'è Alex Cioni, capogruppo Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Schio? Buongiorno. Buongiorno direttore. Ecco, una situazione preoccupante. Allora siamo a commentare per l'ennesima volta un altro fatto di cronaca che va comunque a coinvolgere situazione di manifesto degrado urbano che riguarda la città di Schio. È successo svariate volte in questi ultimi anni e purtroppo vanno sempre a coinvolgere cittadini anche di origine straniera, anche se in questo caso lasciatemi dire che voglio esprimere vicinanza e solidarietà al cittadino che è intervenuto dimostrando quel senso civico che purtroppo ultimamente si vede di rado. Ecco, prima di entrarci un po' sull'argomentazione, noi abbiamo realizzato un servizio ieri che ricostruisce quanto accaduto e quindi mandiamo il servizio e ci vediamo dopo al termine. Tentato omicidio a Schio. Un uomo è stato ferito a colpi di macete da due ladri. Erano passate da poco le 5 quando in via Santa Croce il silenzio è stato squarciato dalle urla. Un uomo di 59 anni, originario del Marocco e residente in zona, si è trovato davanti a una scena sospetta. Due individui intenti, secondo le prime ricostruzioni, a forzare l'auto di una vicina di casa, parcheggiata nei pressi del condominio vicino alla farmacia. L'uomo non ha esitato, è intervenuto per mettere in fuga i ladri, ma la reazione è stata immediata e brutale. I due banditi, descritti come stranieri, hanno estratto un macete e lo hanno colpito con violenza all'avambraccio sinistro, un fendente che ha provocato una frattura dell'ulna e un grave interessamento miofasciale al terzo medio dell'avambraccio. Ferite serie che hanno reso necessario il trasferimento urgente all'ospedale di Sant'Orso, dove l'uomo è stato portato in sala operatoria del reparto di ortopedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati anche dalle grida sentite da alcuni residenti. I militari hanno avviato immediatamente le indagini per identificare i due aggressori, che dopo l'assalto si sono dileguati facendo perdere le tracce. Determinanti potrebbero essere le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze raccolte nelle ore successive. Ecco, noi questa mattina siamo venuti qui, abbiamo voluto anche parlare un po' con i residenti, non solo gli inquilini del palazzo, per capire com'è questa zona, comunque come leggono questo segnale e purtroppo in generale il senso di insicurezza, comunque di muoversi non solo qui a Schio in questa zona, ma poi in generale ci sono diversi quartieri dove i furti si sono ripetuti, il senso di paura anche durante il giorno, uscire di casa è una questione che diventa all'ordine del giorno, poi in Consiglio Comunale è un problema di cui state discutendo. È un tema di cui discutiamo da molti anni, anche perché devo dire che non sempre da parte dell'amministrazione c'è stato un approccio adeguato, perché quando si tenta a minimizzare questo tipo di fenomeni è chiaro che non c'è quindi anche la volontà politica di darne il giusto peso. È vero anche comunque che situazioni di questo tipo vanno affrontate con responsabilità senza strumentalizzarle. Qui abbiamo un tema che riguarda Schio,
Schio, come tantissime altre città, e quindi i livelli di responsabilità vanno a toccare anche enti sovraordinati a quello del comune di Schio, e su questo tutti devono fare la propria parte per rendere le nostre città più sicure di quello che sono oggi oggettivamente, a causa di una presenza di soggetti che insomma rendono le nostre città poco sicure anche dal punto di vista della percezione. Senta, dove intervenire secondo lei? Ovvio che è cronica la questione del numero di agenti di polizia, ma anche le telecamere, i controlli vicinato. C'è qualche progetto che secondo voi magari potrebbe essere opportuno iniziare? Io sono stato tra i promotori nella stagione dopo il Covid della rete del controllo di vicinato qui a Schio, e adesso sta andando avanti, si sta prendendo sempre più piede nei quartieri della città. Sono tante le azioni che vanno fatte. È chiaro che serve da una parte il lavoro, l'intervento e il senso civico anche dei cittadini di essere parte in causa, dall'altro poi le istituzioni tutte devono fare la propria parte. Però c'è un aspetto che secondo me va detto in maniera molto chiara. Siccome la gran parte di questi fenomeni riguardano una cattiva gestione del fenomeno migratorio che abbiamo subito in questi anni, lì ci devono essere interventi che vanno fatti a livello nazionale, e noi in questo senso il nostro governo sta cercando di farlo con enormi difficoltà, ma questa è la direzione. Che significa, cosa vuol dire? Rispedire da dove sono venuti tutte queste persone, perché da un lato abbiamo bisogno anche di stranieri, e qui siamo in realtà industriale come quella di Schio, che è tra le più dinamiche del Veneto, del nord-est, e la manodopera straniera è per noi importante, ne abbiamo bisogno. Dall'altro poi c'è una grossa componente di immigrazione cattiva, che fa danni anche all'immagine di quegli immigrati che sono qui e lavorano onestamente. Questi soggetti vanno rimpatriati, e soprattutto quando vengono pizzicati ci deve essere la certezza della pena, una sanzione severa, cosa che adesso purtroppo non succede, e questo va ad alimentare quello che viviamo oggi, l'insicurezza generale. Intanto la ringraziamo, sentiamo se il direttore ha qualche domanda da fare in questo momento, se no possiamo anche congedarci. Qui, direttore, abbiamo occasione. Grazie molte, grazie Daniele Garbin, Simone Squarcina da Schio. Vediamo una banda di ladri che è stata smantellata. Qui siamo a Udine, vediamo la prima pagina del Gazzettino, i furti in casa, 13 colpi in 2 mesi tra Friuli e Veneto, arrestati 5 membri di una famiglia dei Sinti, e su questo abbiamo il servizio della nostra redazione udinese. Sono in corso da stamani in provincia di Udine le operazioni dei carabinieri della locale compagnia, supportati dai reparti territoriali, per l'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda complessivamente 5 persone, di cui 4 destinatarie di custodia cautelare in carcere e una che sarà posta ai domiciliari, ritenute responsabili, a vario titolo, di una serie di furti in abitazione. Tutti gli indagati sono italiani di etnia Sinti, pregiudicati per reati specifici e legati da vincoli familiari. L'indagine, condotta dalla sezione operativa dell'Arma e avviata a seguito di numerosi episodi registrati tra Friuli e Veneto, anche con l'ausilio di attività tecniche, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Accertati 13 colpi tra gennaio e febbraio, messi a segno nelle ore serali e notturne. Gli indagati cambiavano spesso auto per eludere i controlli, accorgimento che non li ha però messi a riparo dagli approfondimenti degli investigatori, che sono riusciti a individuarli. Restiamo nel Friuli Venezia Giulia per un caso di adescamento online di una minorenne che si è chiuso con un arresto nel milanese. L'indagine è partita dalla denuncia dei genitori alla Polizia Postale di Pordenone. Un'indagine partita dalla denuncia di una famiglia ha portato all'arresto di un uomo accusato di aver adescato una minore online. A rivolgersi alla polizia postale sono stati i genitori della ragazza, negli uffici della sezione di sicurezza cibernetica di Pordenone. La giovane, secondo quanto ricostruito, era stata contattata da uno sconosciuto, prima su una piattaforma di gioco e poi su un'app di messaggistica dove i contatti sarebbero proseguiti. Da qui sono scattati gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trieste. I cyberinvestigatori di Pordenone hanno analizzato le tracce informatiche e i profili social utilizzati, riuscendo a risalire a un uomo, cittadino indiano, residente in provincia di Milano.
Gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano hanno quindi eseguito una perquisizione nell'abitazione del sospettato. Durante i controlli sono emersi elementi legati all'adescamento della minore, ma anche un ingente quantitativo di materiale pedopornografico conservato su dispositivi informatici. L'uomo, quindi, è stato arrestato in flagranza per detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori. Su disposizione del pubblico ministero della Procura di Milano è stato trasferito in carcere. L'operazione rientra nelle attività della Polizia di Stato per il contrasto ai reati contro i minori in rete. Servizio di Federico De Rosa. Adesso andiamo in diretta a Mestre da Edi Kaliman e dal nostro operatore Sandro Pocchio, perché ieri è stato investito in bicicletta un anziano di 87 anni e purtroppo ha perso la vita. A te Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo esattamente sul luogo in cui ieri intorno alle 12 è avvenuto questo tragico incidente, una morte sul colpo, quella dell'87enne sbalzato mentre era a bordo della sua bicicletta in via Amerigo Vespucci qui a Mestre, una via lunga circa 3 km che costeggia di fatto la parte esterna di Mestre, molto trafficata sia dal punto di vista automobilistico che quello delle persone che arrivano in bici. È lunga infatti la pista ciclabile che costeggia via Amerigo Vespucci e che porta fino in centro città. Questo è uno dei pochi passaggi pedonali consentiti anche a bordo della bicicletta, come fanno vedere le segnaletiche, e tante persone che abbiamo fermato in questa mattinata ci hanno detto che nonostante questo le macchine fanno fatica a fermarsi. Una strada che arriva lievemente in discesa e che probabilmente ha tratto in inganno l'automobilista con il sole che probabilmente lo ha accecato. Quindi sono ancora al vaglio invece della polizia locale le dinamiche dell'accaduto. Quello che è certo è che l'uomo è stato colpito in pieno dall'auto che lo ha travolto, ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo. L'uomo, 87 anni, non sono ancora state dichiarate le sue generalità, come per esempio il nome e il cognome, perché si sta ancora indagando su chi fosse a bordo dell'auto. Tutte le verifiche a carico della polizia locale di Venezia e Mestre. Per il momento questo da Mestre è tutto. Direttore, a te la linea. Grazie Edi Kaliman con Sandro Pocchio. Ed è una strage vera e propria di pedoni e di ciclisti in queste ultime settimane, e non ce l'ha fatta Roberto Peruzzo, 58 anni, è morto a quasi un mese dal grave incidente che era avvenuto a Bolzano Vicentino. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. Si è spento dopo quasi un mese di agonia Roberto Peruzzo, 58 anni, coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 19 marzo a Bolzano Vicentino, lungo la strada Postumia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. L'uomo, trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, era rimasto ricoverato in terapia intensiva e nonostante le cure per salvargli la vita non ce l'ha fatta. L'incidente aveva coinvolto 3 veicoli. Secondo la ricostruzione della polizia locale del Consorzio Nord-Est Vicentino, Peruzzo si trovava alla guida di una Mini quando, per causa in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. Un impatto violentissimo. Prima lo scontro con una Fiat Panda condotta da un 28enne, poi il coinvolgimento di un Audi Q5, anch'essa guidata da un uomo di 28 anni. La procura ha aperto un'inchiesta, mentre oggi pomeriggio si sono svolti i funerali. Roberto Peruzzo ha lasciato il fratello Paolo. Servizio di Ivano Tolettini, oggi in regia Alberto Pivetta, Simone Merlo e Marco Mattiuzzo. Vediamo ancora per la serie incidenti stradali quello di Marsanna, l'80enne bassanese in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza. È ricoverata in condizioni serie all'ospedale di Vicenza l'80enne rimasta ferita nell'incidente stradale accaduto a Marsan di Marostica. L'anziana, che abita in viale Asiago a Bassano, era in sella alla sua bicicletta quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con uno scooter condotto da una marosticense di 63 anni che abita a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. Le 2 donne sono finite a terra. Ad avere la peggio l'80enne che ha battuto
battuto violentemente il capo sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i familiari, evidentemente scossi per quanto accaduto. Mia madre è stata coinvolta con la bicicletta, però non so altro perché sono arrivato adesso. Come sta? Informazioni? È vigile, però non so altro, l'hanno appena portata via. Di solito si muove in bicicletta? Sì, purtroppo sì. Sta meglio invece la 63enne che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa a Bassano, come ci racconta il figlio. Io l'ho vista solo per un minuto e poi l'ambulanza è partita, non so dirle. E la dinamica, avete capito che cosa può essere successo? Io so che la moto arrivava da Bassano in direzione Marostica e mi ha detto che si sono toccate, però non so bene cosa sia successo, dobbiamo aspettare la versione delle interessate. Le due donne in un primo momento sono state soccorse da residenti e passanti. Ho portato fuori una sedia alla signora e basta, non so altro. La signora della moto ha preso una botta, solo l'altra invece si è rotta la testa, ho visto che aveva sangue dalla testa. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM che hanno prestato le prime cure per poi portare le ferite al pronto soccorso del San Bassiano. Considerati però gli esiti degli accertamenti effettuati in ospedale e vista la gravità della situazione, l'80enne è stata trasferita al San Bortolo, dove si trova ricoverata in terapia intensiva. Servizio di Monica Smiderle, adesso andiamo da Elena Dal Forno e da Tommaso Migot per la parte tecnica. Dopo lo sgombero di ieri al Parc dal Negro a Treviso, siamo a Treviso con tanti homeless senza tetto che sono stati appunto sgomberati, evacuati, polemiche e tensione. Il giorno dopo Elena Dal Forno, a te Elena. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo proprio qui al Parc dal Negro, all'ultimo piano, uno dei luoghi, diciamo, simbolo dello sgombero di ieri, dove c'erano quasi una trentina di giacigli. Qui si vedono ancora, diciamo, un po' di resti di quello che è rimasto dallo sgombero di ieri. Una cinquantina di persone sono state mandate via all'alba, anche con metodi abbastanza violenti dalla polizia, e poi è stata fatta una sanificazione di tutti gli ambienti da parte di Contarina. Ecco, questi migranti poi sono andati davanti alla prefettura e poi dove hanno passato la notte. Qualcuno è stato accolto nei centri di accoglienza, quindi le caserme Zanusso, le caserme Serena, tra Oderzo e Casier. Alcuni, sappiamo, sono anche ritornati qui al piano -1 e altri sono stati accolti in strutture, diciamo, religiose o comunque da persone fidate. Che cosa rimane di tutto questo? Una grande rabbia da parte chiaramente delle opposizioni che dicono che bisogna trovare una soluzione strutturale. Ecco, innanzitutto io andrei a vedere proprio i momenti dello sgombero e le prime reazioni a caldo ieri, poi rientriamo qui e lanciamo il servizio dell'avvocato Antonella Tocchetto che ci dice, che ci darà una novità. Ci siamo mossi innanzitutto sulla base delle segnalazioni di tanti cittadini che denunciavano una situazione igienico-sanitaria precaria e anche legata a aspetti di sicurezza. Il blitz al Parc dal Negro è scattato all'alba con agenti di polizia locale e polizia di Stato che hanno operato in maniera congiunta, obiettivo sgomberare quello che con il tempo è diventato un maxi bivacco, popolato soprattutto da stranieri, molti provenienti dalla rotta balcanica. La misura per il primo cittadino era diventata colma e ciò che rimane a terra negli anfratti del parcheggio multipiano di Via Venier pare dimostrarlo. Le condizioni che abbiamo riscontrato stamattina, sia da un punto di vista igienico-sanitario che da un punto di vista della sicurezza, non sono assolutamente tollerabili. Sporcizia, rifiuti, feci, ma anche coltelli e attrezzi di dubbio utilizzo. Dopo le forze dell'ordine sono intervenuti tra gli altri anche gli operatori di Contarina per una bonifica. Quante persone in media alloggiavano? In circa ne abbiamo contato una cinquantina, sessantina. Poi di preciso non ho idea. Numeri a parte, non si tratta di una misura spot. In tal senso il Comune si è accordato con la stessa proprietà del multipiano. Che dal mese di giugno il parcheggio verrà chiuso con delle strutture, con delle paratie che ovviamente garantiranno
la sicurezza e le uscite di sicurezza, ma allo stesso tempo impediranno l'accesso ai pedoni che vanno nel parcheggio non per parcheggiare ma per bivaccare. Resta la consapevolezza di una stretta non risolutiva. Conte per primo guarda governo ed Europa. Il nostro paese, il nostro comune oggi non è più in grado di farsi carico dell'ospitalità di tutte queste persone. Ricordo che l'impegno dell'amministrazione comunale è già importante, abbiamo investito 750.000 euro, abbiamo incrementato i posti letto per le persone ai margini e in difficoltà. È altrettanto vero che il fenomeno migratorio va gestito in modo diverso e non può ricadere sui comuni. A Treviso, per il premio Lago Juniores, anche il governatore Alberto Stefani guarda allo sgombero del Dal Negro e rilancia sulla necessità di accordi con i paesi di origine, ma non solo. Ossia bloccare l'accesso illegale ai confini del nostro territorio. Questo è quello che ha fatto Matteo Salvini da Ministro dell'Interno, l'ha fatto con coraggio prendendosi 2 processi e credo che questa sia l'unica soluzione. Abbiamo dimostrato che volere è potere e che si può fare, quindi il sindaco ha fatto il suo dovere e le istituzioni sono al suo fianco. C'è un mio amico che ha problema, vuole morire con questa vita che sta facendo lui, perché lui non sta bene, lui sempre ha male, perché lui non ha una casa, possibilità di dormire, da mangiare, non vuole più vivere con questo modo. Ci sono tante storie dietro i volti dello sgombero al Parc Dal Negro e a raccontarle fuori dalla prefettura è il giovane Ali, da 10 anni in Italia. Per lui e i suoi connazionali, tutti dice pakistani, la giornata è iniziata in maniera concitata. Un disastro, prima a mezzanotte, poi alle 4, poi alle 7 di mattina, con i bastoni, con la forza che andate fuori. Siamo usciti da là, hanno buttate via le coperte, tutto quanto. Alcuni regolari, altri no, tutti chiedono di uscire da una condizione di invisibilità, un limbo estenuante di burocrazia. Ali si rivolge al sindaco. Mario Conte, per favore aiuta quelli poverini che vivono da un anno in strada. Mai vedo così le persone, non mi piace così. Chi vuole lavorare non lo danno la possibilità che vai a lavorare. Se danno un permesso può trovare un lavoro, se non ne hai un documento come posso trovare un lavoro? In prefettura anche alcune associazioni, come i volontari del dormitorio di Monigo, si studia una soluzione tampone. C'è anche Gaia Righetto. Che è inutile lasciarli fuori e poi pretendere che siano gli stessi che vanno a lavorare spesso e volentieri sottopagati a raccogliere i radicchi che mangiamo, gli asparagi che ci piacciono tanto, oppure a fare i lavori di manovalanza. Non si tratta quindi di un'emergenza, ma di un nodo strutturale, e sullo sfondo ci sono le recenti sentenze del TAR del Veneto che hanno condannato le questure di Vicenza e Venezia per ritardi e inefficienze. Le lungaggini burocratiche sono di fatto una violazione al diritto d'asilo. La situazione di queste persone non è casuale, la situazione di queste persone non è dovuta a un'incapacità, è dovuta a una scelta politica ben chiara. Quindi potreste fare addirittura un esposto contro la questura? Sì, potremmo pensarci, ovviamente ci sono da consultare gli avvocati, però se ci sono i termini sicuramente siamo disponibili a farlo. Eccoci rientrati qui al Dal Negro a Treviso, direttore. Adesso ascolteremo anche la testimonianza dell'avvocato Antonella Tocchetto, proprio sull'ultimo punto che ha toccato Gaia Righetto, sul fatto che si potrà eventualmente fare un esposto contro la questura di Treviso per violazione dei termini, perché giustamente dice l'avvocato Tocchetto queste persone sono richiedenti asilo e hanno il diritto di accoglienza in Italia. Ascoltiamo l'avvocato e poi ti restituisco la linea. Allora, diciamo che capisco che i cittadini volevano avere liberi posti dove parcheggiano le auto, ma questo è un problema molto molto serio. Allora qua c'è una violazione della Costituzione, articolo 2 e articolo 10, dove noi dobbiamo comunque dare ospitalità a chi scappa da situazioni di difficoltà. Ora, la situazione è questa, bisogna avere un piano non emergenziale, gli abbiamo detto 1000 volte al sindaco, ma un piano assolutamente strutturale. Allora fanno bene quando alcuni avvocati stanno già agendo contro le prefetture, perché proprio la prefettura, che è il simbolo dello Stato, viola l'articolo 2 e 10 della Costituzione. Sono persone, esseri viventi, non possiamo sicuramente farli sparire, dobbiamo trovare un piano strutturale. Come si fa? Sicuramente bisogna investire sul sociale
e consentire a loro di dare una struttura dove intanto si possano fare le prime accoglienze, dimostrando che comunque lo Stato non ha risolto niente, perché l'hub, che è costato un sacco di soldi in Albania, a nulla è servito. E è bene dirlo a tutti quelli che ci sentono, sarà sempre peggio, perché scapperanno sempre da situazioni sempre più difficili che tutti noi viviamo tutti i giorni di instabilità internazionale. L'avvocato Antonella Tocchetto, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Treviso col Partito Democratico, grazie molte a Elena Dal Forno e a Tommaso Migot per il collegamento. E adesso un'altra diretta, andiamo a Padova da Chiara Gaiani davanti al caffè Pedrocchi con il tecnico Federico Cibotto. Dopo gli incidenti di ieri tra CC, carabinieri e esponenti del centro sociale Pedro, con 7 carabinieri feriti, arresti degli esponenti e un processo per direttissima. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Si è conclusa proprio da pochi minuti la conferenza stampa convocata al caffè Pedrocchi dagli attivisti del centro sociale Pedro per raccontare la loro verità. Intanto ti dico che il processo per direttissima si è concluso con la scarcerazione degli attivisti che sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza a domicilio dalle 22 di sera fino alle 7 del mattino. Gli attivisti, uno di loro era peraltro presente in conferenza stampa, hanno contestato la ricostruzione fatta dai carabinieri dicendo nessun accerchiamento, nessuna violenza da parte nostra, e annunciato la presentazione di una querela. Pesante anche la contestazione nei confronti del provvedimento della zona rossa e della zona ad alto impatto, nell'ambito del quale è avvenuto il controllo di mercoledì sera. Ecco, ti lascerei allora al servizio che abbiamo confezionato in redazione, che riepiloga quanto è accaduto. Maggiori aggiornamenti nelle edizioni di questa sera. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare a voi. È finita così con la scarcerazione dei 4 attivisti arrestati, la giornata di tensione per la città di Padova, dopo che mercoledì notte 4 giovani appartenenti al centro sociale Pedro erano stati fermati dai carabinieri al termine di un controllo davanti al tribunale. Per tutta giovedì è durato il presidio. Il controllo dei carabinieri era avvenuto in via Annibale da Bassano, dove i militari avevano intimato l'alta a un'auto condotta da una 21enne che, dopo aver fatto salire a bordo 2 persone, aveva tentato di ingranare la marcia e scappare. Una situazione degenerata rapidamente dopo che durante l'identificazione i 3 erano stati raggiunti da una quarantina di attivisti arrivati dal Pedro, dove si era da poco concluso un'assemblea per il 25 aprile. I carabinieri accerchiati avevano chiesto aiuto alla centrale operativa. Con l'arrivo dei rinforzi, nonostante la resistenza, 4 giovani dell'area antagonista tra i 21 e i 30 anni sono stati tratti in arresto. La giovane è la guida risultata, destinataria di un foglio di via da Padova, mentre nell'auto è stata rinvenuta droga per uso personale. Un quinto soggetto è stato trovato in possesso di un martello da carpentiere. 7 carabinieri sono rimasti contusi durante l'intervento. Sulla questione del Pedro, ieri ne abbiamo parlato a Focus, tra gli ospiti Rosa Poloni, Mario Fabris, che si sono scambiati, hanno fatto uno scambio di vivaci opinioni. Vediamo. Non hanno stipendi, non hanno lavoro, non hanno sicurezza per il futuro, non riescono a farsi una famiglia. Inutile che quindi i giovani, io a 20 anni avevo lavoro indeterminato, casa, marito, adesso questi non hanno prospettive di futuro. 10.000 giovani sono andati via dal Veneto negli ultimi 5 anni. Lo capiamo che i giovani vanno ascoltati e invece abbiamo ottantenni che comandano ovunque e c'è uno scollamento tra la popolazione e chi comanda. Non si ascoltano, si danno ricette senza ascoltare. Bisogna imparare ad ascoltare, ad accogliere. Non è alla
ragione non sta sempre da chi comanda, bisogna anche mediare e apprendere. Tutte le iniziative culturali non si fanno più, cioè si fanno concerti megagalattici, ma il creare è fatto dai giovani. Sì, a 20 anni bisogna lasciare, signora, che i giovani creano. Accogliere chi, signora? Quelli che vanno a fare quelli che anche questi ragazzi perché fanno disastri? Perché a 20 anni non hanno altro modo di esprimersi. A 20 anni dappertutto fuori, cercasi. Non con la violenza, con la repressione non si risolvono i problemi. Avete parlato troppi anni di diritti e basta. Bisogna parlare anche di doveri. Siamo in democrazia, non siamo in un paese totalitario. Questa è una democrazia, non autoritarismo. I giovani vanno ascoltati, non diventano delinquenti, i giovani accolti, i giovani che possono studiare. Dategli un lavoro. Io conosco ragazzi. C'è dappertutto, cercasi. A 7 euro, a 3 euro, a 4 euro. Perché avete portato 600 dentro gli extracomunitari per abbassare 600 euro al mese danno i giovani che lavorano. Con 1000 storie e 1000 scuse. Avete portato dentro gli extracomunitari. Li avete portati dentro voi per pagare poco, per tenere il lavoro basso. Li avete portati voi per tenere il costo del lavoro basso. Questa è la realtà. E poi fate finta che sia come sempre a Focus, insomma, ci sono sempre dei confronti vivaci come quello tra Rosa Poloni e Mario Fabris. Adesso passiamo agli incidenti sul lavoro. Purtroppo continuano le morti sul lavoro. Un operaio è deceduto cadendo da una scala nel cantiere del nuovo depuratore in strada Casale. Siamo a Vicenza, nel Vicentino, arrivava dalla Lombardia. Dramma nel cantiere di Casale a Vicenza, dove è in corso la costruzione di un depuratore. Nel primo pomeriggio un uomo di 67 anni ha perso la vita nella zona in cui è in corso la realizzazione di un nuovo impianto per l'essiccamento dei fanghi di depurazione. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio, residente in Lombardia, di dove è originario, sia scivolato e caduto da una scala, quindi da un'altezza di un paio di metri, riportando una ferita mortale alla testa. Il magistrato ha disposto l'autopsia per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un malore che ha colpito la vittima. Non ci sarebbero testimoni, ma i colleghi, non vedendolo arrivare nella zona della pausa pranzo, hanno dato l'allarme. L'uomo era dipendente di una delle ditte esterne incaricate dell'esecuzione dei lavori. La UIL Veneta intanto alza la voce e ricorda che il 1° maggio la manifestazione nazionale per il lavoro si svolgerà a Marghera. Oggi al Lido strage sfiorata, ma 4 persone si sono fatte male, poteva essere una strage. E adesso ci è arrivata la notizia di un altro morto sul lavoro a Vicenza. Una strage continua, una cosa indescrivibile. Tutte le istituzioni e i corpi intermedi devono fare qualcosa di più. Dobbiamo ragionare in una maniera diversa. Questa strage deve finire. Nel cantiere, oltre al SUEM, anche la polizia e i tecnici dello Spisal. Viacqua, l'azienda del servizio idrico vicentino, fa sapere che si è messa a disposizione delle autorità per fornire collaborazione e le informazioni necessarie e che in attesa degli accertamenti esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della vittima. Servizio di Federico Fusetti, e poteva trasformarsi in tragedia la mattinata al Lido di Venezia, dove ieri si è verificato un crollo parziale del solaio di una struttura dismessa in fase di riqualificazione. L'allarme è scattato intorno alle 11, 4 gli operai feriti, 5 le persone evacuate, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Eravamo in pista attendendo atterraggi di normali velivoli quotidiani e quindi nulla di che, quando abbiamo visto arrivare il primo elicottero, credendo fosse un'esercitazione, e poi sul momento abbiamo capito che non lo era, e qualche attimo dopo arrivare il secondo elicottero del 118 e sentire le ambulanze, quindi era evidente che qualcosa fosse successo. Un boato improvviso, il pavimento che cede sotto i piedi e il vuoto di diversi metri, attimi di terrore che potevano trasformarsi in tragedia al Lido di Venezia, dove il crollo del solaio dell'ex caserma Pepe ha causato 4 feriti, tutti operai, 5 le persone evacuate. L'incidente è avvenuto intorno alle
11 del mattino durante un sopralluogo tecnico nella struttura di San Nicolò, destinata a diventare uno studentato universitario di Ca' Foscari da 220 posti letto. Un anno fa il via ai lavori. 9 le persone presenti al momento del cedimento tra operai, tecnici e professionisti incaricati dei lavori. Il solaio del primo piano è improvvisamente ceduto, facendo precipitare i 4 lavoratori da un'altezza di circa 5-6 metri. All'arrivo del secondo elicottero e a sentire le ambulanze abbiamo capito immediatamente che c'era stato un evento di pericolo e quindi siamo andati incontro appunto agli operatori del 118. Eravamo alla pista al lato sud e quindi coperti dalla struttura dell'aerostazione. La cosa è successa invece lì nella caserma dove c'è il cantiere di restauro per quello che sarà lo studentato. Stavano intervenendo per portare via eventuali feriti. Vedere 2 elicotteri che arrivano e sentire l'ambulanza piacere non fa. Nonostante la violenza dell'impatto, nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati soccorsi tempestivamente dal SUEM, 2 di loro sono stati ritrasportati agli ospedali di Mestre e Treviso, mentre gli altri 2 sono stati trasferiti tra Mestre e Venezia con traumi di media e lieve entità. Gli altri 5 presenti sono riusciti a mettersi in salvo ed evacuati dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre del distaccamento del Lido e con il supporto dell'autopompa lagunare da Dorsoduro. Sul posto, oltre ai soccorsi, le forze dell'ordine e i tecnici dello Spisal che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento, probabilmente legato al deterioramento dei materiali della struttura. L'area è stata messa in sicurezza e posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini su un episodio che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi. Servizio di Edi Kaliman. Adesso vediamo il primo anniversario del crollo del ponte di Nori a Valdagno. Il Comune ricorda le 2 vittime, padre e figlio, con una cerimonia e cerca i fondi per ricostruirlo. Quel giorno il maltempo che imperversava nella zona si trasformò in tragedia. La piena del torrente Agno fece crollare il ponte dei Nori, travolgendo l'auto con Leone e Francesco Nardon, padre e figlio. Era il 17 aprile 2025. Un anno dopo, Valdagno è ancora alle prese con quei danni. 12 milioni di euro tra le 200 contrade della zona, casse pubbliche ormai completamente vuote e ponte non solo chiuso, ma ancora da demolire e con il comune senza quei 4 milioni e mezzo che servono per ricostruirlo. La spesa preventivata è veramente molto ingente per le casse del comune di Valdagno, perché come minimo bisognerà stimare una cifra attorno a 4 milioni e mezzo di euro che il comune non ha, e quindi stiamo confidando e sperando nei contributi poi ministeriali che vengono dati in caso di calamità. Per l'abbattimento definitivo del ponte sono già stati messi da parte 500.000 euro. Operazione che va fatta in ogni caso, soldi recuperati da altri lavori pubblici, da una struttura per anziani ad esempio o da molte asfaltature rimaste in sospeso. Nel frattempo in tutto il resto del territorio ci sono state ulteriori opere di messa in sicurezza, numerose sono state le frane, gli smottamenti, i cedimenti stradali e quindi abbiamo operato anche lì in via d'urgenza. Ovvio che abbiamo dato fondo a tutto quello che potevamo dare fondo. Per ricordare le 2 vittime, molto conosciute a Valdagno, a un anno esatto di distanza il Comune ha organizzato una cerimonia. Nel Tempio di San Nicolò a Treviso i funerali di Pietro Monici, ucciso dall'albero caduto in via Botteniga. Alla vigilia dell'addio gli amici del Canyoning hanno preparato un nuovo video speciale per ricordarlo. È qualcosa di inspiegabile perché è un ragazzo che muore in una fatalità così strana, insomma è qualcosa che non lascia spazio a riflessioni. Una vigilia triste, irreale, quella del funerale di Pietro Monici, il giovane morto schiacciato dal crollo del Pioppo mentre pescava insieme ad un amico sull'argine del Botteniga. Gli amici sono ancora increduli, fare i conti con la mancanza della vitalità di Pietro non sarà impresa semplice, ma oggi più che mai bisogna pensarlo libero di fare tutte le 1000 attività che lo rendevano così speciale, dice Cristian Cavallin, che nel giorno dei funerali lo ricorderà con un video sui social commentato per l'occasione e postato poco prima dell'inizio della cerimonia. Lo ricorderò come un gran ragazzo che ha fatto una gran vita e
Di certo lui mi ha dato fiducia, però mi ha ritornato tanto indietro, quindi ho un bellissimo ricordo suo. Daremo il nostro saluto in stile Canyoning Bastards e quindi ci sarà un video che pubblicheremo appunto per dare l'ultimo saluto a Pietro. Non ci sarà spazio per la polemica di chi sia la responsabilità o meno, è cosa di cui si occuperanno altri. L'unico pensiero è che questa cosa non capiti mai più. Ma non mi sento di dare un giudizio, nel senso che è sempre molto difficile in queste situazioni riuscire a capire dove sia la reale responsabilità. Certo che bisogna attenzionare meglio affinché non capiti ancora una cosa del genere. Servizio di Elena Dal Forno, e parliamo di una bambina che purtroppo è morta, aveva soltanto 19 giorni, si chiamava Shira, era stata trasferita in una incubatrice subito dopo la nascita. Ora la Procura vuole chiarire cosa sia accaduto a Vicenza, è stato aperto un fascicolo e disposta l'autopsia sulla morte della piccola. Una tragedia che apre molti interrogativi. Shira, neonata di appena 19 giorni, è morta all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il decesso è avvenuto dopo un quadro clinico che aveva reso necessario il trasferimento immediato in incubatrice subito dopo il parto. La bambina, secondo quanto emerge, era stata seguita dal personale sanitario fin dai primi momenti di vita, visto il quadro clinico complesso, ma qualcosa non ha funzionato. I genitori, una coppia di origine africana residente nel Vicentino, hanno depositato una denuncia per capire cosa sia successo alla loro Shira. Vogliono sapere se tutto sia stato fatto in maniera corretta. Il procuratore capo Giorgio Lino Bruno ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati. Un atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti necessari, a cominciare dall'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni. Sarà questo esame a stabilire le cause della morte di Shira e a chiarire eventuali responsabilità. Nel frattempo l'Ulsotto Berica ha espresso cordoglio alla famiglia, assicurando piena collaborazione con gli inquirenti e mettendo a disposizione tutta la documentazione clinica. L'azienda sanitaria sottolinea come l'obiettivo sia fare piena luce sulla vicenda. Resta il dolore di una famiglia e una domanda che ora passa nelle mani degli esperti. Si è trattato di una complicazione imprevedibile che ha portato al decesso di Shira o c'è stato qualcosa che si poteva evitare? Servizio di Ivano Tolettini, vediamo un altro episodio che è legato alla droga. Ha ordinato 1 chilo di stupefacenti nel dark web e se l'è fatto spedire a casa. La Guardia di Finanza di Padova ha arrestato un operaio rodigino di circa 30 anni. Guai per un 30enne operaio di Rovigo arrestato dalla Guardia di Finanza. Tutto nasce da un controllo di routine presso un centro smistamento spedizioni. I finanzieri di Padova, con l'ausilio delle unità cinofile, stavano monitorando i plichi in arrivo dall'estero quando uno dei cani segna un pacco sospetto. La provenienza Barcellona, Spagna. All'interno oltre 1 chilo di marijuana. L'acquisto era stato fatto online, un click, il pagamento e la droga era già in viaggio verso l'Italia, nascosta in un normale involucro postale, spedita pochi giorni prima di Pasqua, quasi a sfruttare il caos dei volumi di spedizione festivi. Le fiamme gialle, però, non fermano il pacco, lo lasciano arrivare a destinazione. Scatta la cosiddetta consegna controllata. Il plico viene recapitato regolarmente al destinatario, un operaio residente in provincia di Rovigo. Nel momento in cui l'uomo ritira il pacco e lo riconosce come suo, viene arrestato. Quindi le perquisizioni nei 2 appartamenti dell'uomo restituiscono un quadro ancora più pesante. 160 grammi di hashish e marijuana, già suddivisi in dosi, 2 bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e altro materiale compatibile, secondo l'accusa, con l'attività di spaccio. Il Tribunale di Rovigo ha convalidato l'arresto e i sequestri, disponendo per l'indagato l'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento dalle 20 alle 7 e l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria 4 volte a settimana. Servizio di Francesco Rattai, vediamo a Prata di Pordenone è stato arrestato e messo ai domiciliari un 42enne marocchino in seguito a diversi reati commessi nell'arco di 6 anni.
Finisce ai domiciliari un 42enne di origini marocchine residente nel Pordenonese con un residuo di pena per 1 mese e 7 giorni dopo dei periodi già trascorsi in regime di prova e carcerazione. L'uomo è stato rintracciato e arrestato nelle scorse ore dai carabinieri della stazione di Prata di Pordenone per un cumulo di pene diventate irrevocabili commesse nell'arco di 6 anni, precisamente tra il 2015 e il 2021. I fatti contestati raccontano di una violenta rapina da 40 euro in un locale pubblico, di vari episodi di spaccio tra il capoluogo e San Vito al Tagliamento. Particolarmente grave il capitolo dei maltrattamenti in famiglia, anni di angherie e i danni della moglie spesso consumate in uno stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol. L'operazione dei militari dell'Arma è scattata in esecuzione di un provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura. Dopo il ricalcolo della pena complessiva e i periodi già trascorsi in affidamento, il Tribunale di Sorveglianza ha stabilito un residuo di pena concordato. Dopo le formalità di rito in caserma, il 42enne è stato scortato dai militari presso la propria abitazione, dove sconterà la misura detentiva. Intervento dei vigili del fuoco in pieno centro storico a Vicenza. I residenti avevano segnalato la presenza di gas nel loro condominio, che è stato evacuato per alcune ore. Sostanza irritante, forse gas, segnalata in un condominio di Contrà San Tommaso a Vicenza, con 4 residenti trasportati al pronto soccorso dal personale sanitario del 118 per accertamenti e poi dimessi. Sul posto, oltre al SUEM, anche la polizia e i vigili del fuoco, con una squadra proveniente da Vicenza, supportata dagli specialisti del nucleo NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico. Le verifiche strumentali effettuate dai pompieri non hanno rilevato la presenza di gas né di sostanze chimiche pericolose. Sono stati così arieggiati gli 8 appartamenti del condominio, tutti temporaneamente evacuati, e il vano scale della palazzina, per consentire poi il rientro in sicurezza degli inquilini nelle proprie abitazioni dopo alcune ore. Servizio di Federico Fusetti. 25 operatrici, restiamo a Padova, sociosanitarie, pronte a lasciare la RSA Valgrande di Sant'Urbano. È stato proclamato lo stato di agitazione. È una situazione lavorativa insostenibile, quella che lamentano le operatrici sociosanitarie della RSA Valgrande di Sant'Urbano, nella Bassa Padovana. 25 le dipendenti che sono pronte a dimettersi. È stato infatti proclamato lo stato di agitazione e chiesto l'intervento del prefetto di Padova. Alla base della protesta, la carenza di personale, ferie saltate e in aumento delle malattie non sostituite. Questa situazione l'abbiamo riscontrata in numerose assemblee nelle quali le lavoratrici appunto hanno lamentato dei turni molto pesanti e soprattutto anche la difficoltà di poter compiere tutte le operazioni dall'igiene, le alzate, le colazioni e quant'altro previste dai protocolli operativi, quindi sono anche molto preoccupate per quanto riguarda la tenuta e la garanzia dei servizi che esse devono offrire. Il sindacato CISL FP denuncia mesi di richieste rimaste senza risposte concrete da parte della cooperativa Cops Helios che gestisce la struttura. L'ultima proposta aziendale, limitata al pagamento degli straordinari, è stata giudicata insufficiente. Tutto questo va chiaramente a nuocere per quanto riguarda la garanzia appunto di assistenza ai 60 anziani ricoverati. Tenuto conto appunto delle mancate risposte che l'azienda appunto non ha dato in buona sostanza, abbiamo ritenuto opportuno proclamare con tutto il personale lo stato di agitazione e di inviare quindi una chiara denuncia al prefetto di Padova, all'ispettorato del lavoro e al sindaco del comune di Sant'Urbano, perché appunto siano invitate la cooperativa e le parti sindacali per poter discutere appunto di un piano di risanamento e di rialzo anche del numero di addetti. Gli effetti nefasti della guerra in Medio Oriente, soprattutto tra Iran e Stati Uniti, ma anche tra Israele e Libano, sulla nostra economia e con l'effetto rincari su tutte le produzioni, in particolare di verdura e frutta, ma in sostanza su tutti i generi alimentari. Sentiamo. Quanto è aumentata la spesa quotidiana? Esagerata, è diventata esagerata. Guardavo adesso la frutta, se tu vuoi prendere delle pere, cioè vai a 6 euro al chilo, 5-6 euro al chilo vuol dire prendere 3-4 pere e spendere un'esagerazione. Frutta e verdura e anche i pomodori a 6 euro al chilo, cioè mi sembrano alquanto esagerati. Abbastanza, diciamo la frutta, frutta e verdura, ecco sì. Le guerre hanno influito in tutto questo? Sicuramente. Quanto è aumentata la spesa? Tantissimo. Cosa soprattutto? Meglio un po' tutto.
un po' tutto. E la gente si trova sempre più in difficoltà? Eh sì, spende meno, tutto là, l'unica cosa da fare. Parecchio, sì. Non so darle un... E tanti prezzi diversi. In che senso? Anche gli asparagi per esempio, da 8,90 vanno a 13,90 e sì, non è molto... No, tutto aumentato. Anche una spesa quotidiana diventa una sofferenza. Sì, anche il pane. Veramente. Cioè 3 pezzi di pane 16 euro il pane costa 7,50 il chilo, anche qua ho visto. È aumentato? Ho la sensazione che sia aumentata almeno un 10%. Cosa è aumentato secondo lei di più? Ma tutto, qualsiasi roba, anche se vai a prendere i bottoni. Quanto è aumentata la spesa rispetto a qualche mese fa? Circa del 20-30%. Cosa è aumentato secondo lei soprattutto? Frutta, verdura, carne, un po' tutti i generi alimentari. Una situazione che però diventa molto difficile per le persone. Certo, sicuramente sì. E diciamo che a parità di prezzo il carrello, non voglio dire che è la metà, ma 2/3 rispetto a prima, quindi sicuramente c'è stato un incremento di prezzi in generale. L'unica cosa che non sono aumentate sono le buste paghe dei lavoratori e questo mi sembra una cosa alquanto grave. Cosa bisogna fare qua? Sperare che vada tutto bene. L'intervista di Vanessa Banzato a Bassano del Grappa. Adesso andiamo invece in diretta sempre a Bassano da Marta Zatta con l'operatore Andrea Benetti, perché c'è l'89esima, è stata presentata l'89esima mostra dell'asparago bianco in un contesto internazionale, come dicevamo, molto difficile. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, è stata presentata proprio questa mattina a Bassano del Grappa l'89esima edizione di questa mostra concorso di un prodotto di eccellenza del territorio, il prodotto che tengono tra le mani i miei ospiti di oggi. Alla mia destra l'assessore al turismo Giada Pontarollo e alla mia sinistra Paolo Brotto, che è il presidente del consorzio di tutela di questo prodotto. Dicevamo appunto 89esima edizione, si terrà domenica. Quanto conta questo evento per il territorio di Bassano del Grappa? Beh, sicuramente un evento importante per la nostra città e l'intero territorio bassanese, un elemento di punta della nostra gastronomia e un concorso che celebra appunto l'89esima edizione, che quindi si avvicina davvero da un compleanno speciale, alla 90esima il prossimo anno. Ecco, un prodotto, come si diceva appunto, d'eccellenza, che dietro di sé racchiude davvero quella che è la storia, la tradizione e la cultura del nostro territorio. E quindi vorrei anche ringraziare il Consorzio di tutela dell'asparago per essere stato sempre negli anni vicino alla tutela, alla valorizzazione di questo importante prodotto. Ecco, appunto, diciamo un prodotto importante. Come si colloca in un contesto internazionale segnato insomma da guerre e altre tensioni? Insomma, la vendita è aumentata, il consumatore magari è frenato rispetto al prezzo, oppure le vendite stanno andando ancora bene? Beh, le vendite quest'anno sono positive, anzi anche un po' con clamore, con varie vicissitudini che sono successe con l'asparago precoce. Hanno fatto comunque una pubblicità anche positiva del nostro Turione, e ci sono state sia delle vendite anticipate, e però anche dopo, diciamo, il famoso 19 marzo ci sono state richieste fino anche durante tutta la Pasqua molto alte, e anche in questi giorni, diciamo, ci sono delle richieste sia dalla ristorazione ma anche nella vendita al dettaglio molto positive. E abbiamo anche delle vendite all'estero, anche dal Giappone, che sono una vendita, comunque delle vendite consolidate, però quest'anno, avendoli anche avuti in anticipo, abbiamo potuto iniziare prima e comunque anche allargare la fetta di mercato in quel paese. Ci raccontava però che in particolare un supermercato ha cercato di fare il furbo e le ha dovuto fare una segnalazione all'antifrode. Cosa è successo? Sì, come consorzio chiaramente dobbiamo vigilare anche con la tutela che ci impone la normativa. Abbiamo dovuto avvisare l'antifrode perché su un
punto vendita della zona vendevano gli asparagi di Bassano in cassetta. Questo chiaramente non è possibile neanche richiamare nessun comune o territorio dei 10 comuni della denominazione, e voglio ricordare ancora oggi che l'asparago bianco di Bassano DOP è solo quello legato con la stroppa, ossia un succhione di vimini, di salice, e dopo ci deve essere apposto chiaramente questo marchio con un numero seriale che identifica chiaramente il giorno di raccolta e anche il produttore, proprio per dare massima trasparenza al consumatore. Insomma, anche l'importanza di tutelare appunto questo prodotto. Quindi diciamo che le vendite sono andate un po' anche in controtendenza magari rispetto a frutta e verdura, che abbiamo visto essere insomma con prezzi alle stelle in questo momento. Sì, l'asparago chiaramente è una cosa a sé, perché immagino che la primavera proprio richiama questo ortaggio. Bassano ha un consumo immagino, e penso che sia il più alto pro capite consumo in Italia di questo ortaggio, ed è proprio una tradizione nel nostro DNA consumare asparago durante la stagione, e soprattutto chiaramente l'asparago bianco di Bassano DOP. Quindi abbiamo avuto comunque un riscontro positivo, e anche in questi giorni che comunque chiaramente con il clima c'è una produzione più abbondante, comunque ci sono richieste e vanno venduti anche in giornata. Quindi tutto il comparto è molto felice, diciamo, anche di questo andamento, che ahimè in altri settori, sia dall'industria ma anche altri settori ortofrutticoli, stanno risentendo chiaramente un po' sia del discorso inflazione e anche chiaramente di tutto il comparto mondiale, con queste guerre, problemi di trasporto e via dicendo. Ecco, quindi non ci resta che dare l'appuntamento a domenica in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa per l'89esima della mostra concorso di questo prodotto d'eccellenza. E da Bassano del Grappa è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Marta Zatta. Andrea Benetti per la parte tecnica. Vediamo sempre sui rincari, il Veneto resta tra le aree più colpite nella classifica delle città più care d'Italia, stilata dall'Unione Nazionale Consumatori in base ai dati Istat. Spicca ancora Belluno, che dopo il record di inflazione di febbraio si conferma ai vertici nazionali appunto delle città più care. Non è più al primo posto, ma resta tra le città dove il costo della vita pesa di più sulle famiglie. Belluno si piazza a seconda nella classifica nazionale delle città più care, con un aumento medio di spesa di 678 euro all'anno per una famiglia tipo. A guidare la graduatoria è Como, con oltre 800 euro di rincari annui, mentre sul podio sale anche Grosseto. Ma è il dato Veneto a colpire. Tutte e 7 le province della regione compaiono nella parte alta della classifica. Dopo Belluno troviamo infatti Verona, 14esima, Rovigo 18esima, Vicenza al 23esimo posto, Treviso e Padova al 25esimo, segno di un territorio dove l'inflazione continua a farsi sentire, anche se con intensità diverse. Più indietro Venezia 35esima, che resta comunque sopra la media nazionale. Per Belluno si tratta di una conferma. Già a febbraio la città era risultata con il tasso di inflazione più alto d'Italia. Allora si era detto che il caro vita era stato influenzato dalle Olimpiadi invernali. A marzo, con le Paralimpiadi, il tasso è rimasto ugualmente tra i più alti, al 2,6%, e si è tradotto in un impatto concreto sui bilanci familiari. All'opposto della classifica, le città più virtuose si trovano soprattutto al sud, con rincari molto più contenuti. Un quadro che fotografa un paese ancora diviso, dove il caro vita corre a velocità diverse, ma con il Veneto stabilmente tra le aree più esposte. Servizio di Tiziana Bolognani. Chiudiamo questa prima parte di Focus TG con una ultima ora dall'Arena di Verona, uno dei quotidiani più antichi d'Italia. Qui è entrata la pubblicità, eccolo qua, no, non c'è più. Villafranca, incidente, nella notte auto finisce contro un platano, grave un 56enne, si tratta di una fuoriuscita autonoma sulla strada statale 62, sul posto ambulanza infermierizzata, automedica, carabinieri di Somma Campagna e vigili del fuoco, quindi in gravi condizioni un 56enne. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi.
La giornata dell'ambiente e degli alberi ad Altavilla Vicentina, in cui i ragazzi delle quinte elementari hanno piantato gli alberi nel parco davanti al comune, occasione per ricordare la piccola Lea e portare frasi dipinte su sassi colorati sotto l'albero che lo scorso anno venne dedicato a lei. Fu vittima, ricorderete, di un terribile incidente stradale. Presente anche la mamma. Nessuno ce la restituisce più. Io confido nella giustizia e anche per un futuro che non succederà mai più. Non ci sarà sentenza capace di colmare il vuoto e il dolore dei familiari della piccola Lea. La bimba di 10 anni che venne travolta e uccisa da un'auto il 16 febbraio dello scorso anno a Creazzo, che oggi, in occasione della giornata dell'ambiente dell'albero celebrata ad Altavilla Vicentina, è stata ricordata dai suoi compagni delle elementari che le hanno voluto lasciare un messaggio e un ricordo su dei sassi ai piedi dell'albero dedicato alla loro piccola amica. I ricordi sono tanti, tantissimi, che purtroppo non vivrò mai più con lei. Sono tanti, il suo sorriso, penso che in tanti sassi c'è scritto anche non ci dimenticheremo mai del tuo sorriso, bellissimo. A me fa piacere vedere tutti questi bambini che non si sono dimenticati della loro compagna, della loro amica. Un angolo in cui convergono vicinanza, affetto, frasi e pensieri immersi nei colori. È una giornata dedicata agli alberi, al passaggio dalle elementari alle medie, quindi le quinte elementari in modo particolare vengono interessate e in modo particolare a questo punto viene interessata anche la classe dove era Lea e quindi è sempre un momento di raccoglimento, un momento in cui in qualche modo scende qualche lacrima perché il dolore c'è, è presente. E a proposito di incidenti stradali, andiamo in diretta a Belluno, a Palazzo dei Rettori, da Tiziana Bolognani e dall'operatore Stefano Bozzi, perché c'è stato un vertice in prefettura proprio sugli incidenti dopo una settimana tragica con 3 motociclisti morti. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Hai detto bene, la conferenza stampa si è conclusa da poco e ha seguito un lungo vertice presieduto dal prefetto Antonello Rocco Bertonna, che è al mio fianco, riuniti al tavolo tutti i rappresentanti delle polizie locali della provincia di Belluno con le forze dell'ordine, il SUEM 118, i vigili del fuoco, la provincia, l'ANAS e Veneto Strade. Perché? Perché è necessario porre per quanto possibile rimedio a questa emergenza che in una settimana ha fatto, diciamo così, alzare il numero degli incidenti in provincia di Belluno e tutti purtroppo dall'esito tragico. Signor Prefetto, che cosa avete deciso, anzi in che modo avete deciso di procedere? Allora, siamo partiti dall'analisi di una situazione, diciamo, attuale e relativa sia a quest'anno che l'anno scorso del numero di incidenti e di controlli. I controlli che vengono tuttora effettuati e che comunque hanno avuto un'intensificazione nel 2026, in questo primo quadrimestre, rispetto al precedente quadrimestre 2025 e con una contestuale diminuzione degli incidenti. Non di meno, alla luce anche di questi sinistri purtroppo con esito mortale che hanno visto coinvolto questa provincia, si è disposta un'intensificazione dei controlli stessi e altre misure anche con l'ausilio della proprietaria della strada. Ecco, una delle questioni, diciamo così, più spinose, che oramai una volta riguardava il periodo estivo, ma che invece adesso è diffuso in tutto l'anno, è l'alta velocità, le gare motociclistiche, diciamo così, clandestine, che si svolgono su alcuni tratti delle strade bellunesi, in particolar modo i passi, ma più vicino a noi lungo la 251, che è la
strada che praticamente dall'alta vallata Zoldana conduce fino alla provincia di Pordenone. Per intenderci, le famose curve che salgono o scendono a seconda di come le si percorre verso la diga del Vajont. Lì, in quel particolare tratto, i controlli sono stati intensificati praticamente oramai, signor Prefetto, uno al giorno. Sì, esattamente sì, quasi uno al giorno da parte appunto delle forze di polizia. Fanno parte anche di un controllo sistematico di tutte le zone a rischio della provincia, come i passi dolomitici, come citava lei giustamente, e in particolare appunto la SR251. L'idea è quella di intensificare nuovamente la presenza delle forze dell'ordine, quindi con la collaborazione delle polizie locali, alla luce anche di quella che è considerata una priorità nella zona. Poi come si procede? Si procede con un tavolo tecnico che il prefetto intende costituire e convocare naturalmente con le parti interessate per mettere a terra tutte le idee che sono emerse proprio questa mattina. Dalle campagne di prevenzione alla ipotesi di installare dei tutor che naturalmente però prevede tempi assai lunghi, alla invece installazione di messaggi variabili con scrittura variabile che saranno dislocati all'ingresso della provincia di Belluno, all'interno della provincia di Belluno, più o meno fra Ponte nelle Alpi e Belluno, e poco dopo Cortina in direzione sud. È vero, signor Prefetto? Sì, assolutamente, c'è stata la massima disponibilità da parte degli enti proprietari della strada, in particolare ANAS, a utilizzare quelli che sono i messaggi luminosi, proprio perché per evitare situazioni di contingentamento e chiusura del traffico veicolare, come è avvenuto appunto nella scorsa settimana, e quindi consentire, diciamo, all'utente della strada una viabilità alternativa, anche con l'installazione di cartelloni stick hoc, e quindi sono cose che verranno messe in campo a breve con questo tavolo tecnico, che dopo, diciamo, un piccolo approfondimento di qualche giorno da parte degli enti interessati. Io ringrazio per la gentilezza il signor Prefetto, perché si è fermato con noi. Direttore, per tutti gli aggiornamenti naturalmente su questo fatto specifico, gli aggiornamenti per l'appunto nei nostri telegiornali di questa sera. Da Belluno, da Palazzo dei Rettori è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Vediamo la sicurezza stradale ancora. È installato un nuovo dispositivo per il controllo della velocità lungo la strada provinciale 46 Brentana a San Giorgio delle Pertiche. Nuovo autovelox sulla strada provinciale 46 Brentana a San Giorgio delle Pertiche nell'Alta Padovana. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza in uno dei tratti più trafficati del territorio. Il dispositivo fisso, autorizzato dalla Prefettura, è stato installato all'incrocio tra via Fornace e via Piovego, nella zona industriale di Arsego. Si tratta del trasferimento di uno degli autovelox già presenti sulla stessa arteria, spostato di circa 4 km più a sud, in base a una delibera della Giunta Comunale. L'intervento rientra in una strategia più ampia di prevenzione degli incidenti, anche in risposta alle segnalazioni dei residenti che da tempo chiedevano maggiori controlli. Prima di entrare a regime, l'impianto sarà attivo per almeno 30 giorni in fase di prova. In questo periodo non saranno emesse sanzioni, ma verranno effettuati test tecnici e raccolti dati su traffico e velocità. Al termine della sperimentazione scatteranno i controlli effettivi. Servizio di Francesco Rattai. Diamo anche qualche buona notizia: il boom delle nascite al Cafoncello, 17 i parti registrati in 24 ore tra martedì e mercoledì. È un trend positivo. L'anno scorso nel reparto di ostetricia di Treviso erano nati un centinaio di bimbi in più rispetto al 2024. A dormire beato nel lettino accanto a mamma Cisse c'è il piccolo Alessandro, nato ieri in casa con l'aiuto del personale del SUEM. Nella stanza a fianco mamma Laura coccola la sua Caterina, ultima di 4 figli. Sono ben 17 i bimbi nati in 24 ore, un vero e proprio boom di parti, quello che si è verificato tra la mezzanotte di martedì e quella di mercoledì al Cafoncello di Treviso. 8 bimbe e 9 maschietti, tutti in buona salute. 4 sono venuti alla luce con parto cesareo, tutti gli altri
comparto naturale. Una giornata decisamente impegnativa per l'ostetricia di Treviso, con una concentrazione di nascite in poche ore, 3 in contemporanea, tanto che in supporto è arrivato personale in servizio nelle degenze e nella terapia intensiva neonatale. Una giornata eccezionale che in un contesto generale di denatalità vede invece un incremento delle nascite al Cafoncello. Lo scorso anno, ricorda il primario Francesco Pirrone, avevamo avuto un aumento di un centinaio di nascite rispetto al 2024 e quest'anno si conferma il trend positivo con una trentina di parti in più da gennaio ad oggi. Un dato ottimo, prosegue il primario, sicuramente legato all'attrattività del reparto anche da fuori provincia e fuori regione e che con il trasferimento nella cittadella offre un notevole comfort alberghiero. La soppressione dell'unità di diabetologia al San Bassiano, oggi domenica all'Hotel Pigalle ci sarà un'assemblea dell'Associazione Diabetici, il presidente Dino Secco va all'attacco, sentiamo. Quello che non vogliamo assolutamente è che invece di essere un'unità operativa semplice dipartimentale, siamo unificati e sottomessi all'unità operativa semplice territoriale di Schio, perché altrimenti non avremo una diabetologia efficiente ed efficace. Sarebbe la morte della diabetologia bassanese. Dino Secco, presidente dell'Associazione Diabetici Bassano, non le manda certo a dire. La ferita della soppressione dell'unità operativa di diabetologia è aperta e sanguina. Domenica il tema terrà banco all'assemblea in programma all'Hotel Pigalle alle 10:30, in cui si parlerà dell'attività 2025. Una grande sorpresa a dicembre. Siamo venuti a conoscenza che nel maggio di quell'anno l'ASL aveva soppresso l'unità operativa di diabetologia per inventare la nuova unità operativa di angiologia, con una nuova unità operativa che sia specialmente per quanto riguarda il futuro dipartimentale, proprio perché dobbiamo avere un'autonomia di comportamento, un'autonomia di risorse, un'autonomia di personale che ci permette di superare questa grave malattia che è il diabete. Purtroppo nel territorio bassanese, diciamo, che comprende Bassano, Marostica ed Asiago, ci sono oltre 9.000 persone che hanno questa malattia e altrettante che non sanno di averla, quindi sono numeri importantissimi. Noi vorremmo che nel 2026 il reparto fosse ancora considerato unità operativa dipartimentale, fosse nominato un responsabile che determini non solo l'ordinarietà dell'azione medica, ma anche un'azione complessiva. C'è bisogno che l'organico sia potenziato, che sia potenziato sia come medici, sia come infermieri e sia come spazi ospedalieri che devono essere adatti a questa malattia. E così la protesta per la soppressione della diabetologia. Vediamo l'alzabandiera davanti al municipio di Rosà che prende il via, che dà il via alla 3 giorni alpina della sezione Montegrappa. Ci raccontano tutto Vanessa Banzato e il nostro operatore Cristian Roque Allende. Alzabandiera! Prende il via oggi la 3 giorni a Rosà della sezionale Montegrappa, come il presidente della sezione ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo e il presidente del gruppo alpini di Rosà Mario Baggio. Intanto parto proprio da lei, Baggio, perché davvero inizia una 3 giorni intensa, una 3 giorni proprio all'insegna della comunità, dell'alpinità, dell'essere uniti. Sì, sono 3 giorni, saranno veramente 3 giorni intensi. Abbiamo visto adesso il primo momento è stato l'alzabandiera,
bandiera, dopo ci ritroveremo qui i ragazzi delle scuole per la borsa di studio. Domani la sezione Montegrappa ha organizzato una gara di carabina laser nel Parco delle Rose e stasera ci sarà, avevo dimenticato che stasera ci sarà anche il concerto del coro del Weiss, col coro Anna Marostica, il coro improvviso di Rosà. Domani pomeriggio avremo la riunione del Consiglio della Montegrappa di qui capigruppo. Ci sarà la Santa Messa dedicata agli alpini andati avanti e poi ci sarà la cena conviviale con tutti quanti, con tutta la sezione Montegrappa. Presidente Rugolo, oggi l'alzabandiera che ha dato il via a questa 3 giorni, ma soprattutto una particolarità, la presenza dei ragazzini e delle ragazzine delle scuole. È una sorta di passaggio di testimone della memoria, della storia nostra. Sì, mi fa piacere che sia stato sottolineato questo, l'ho anche ricordato nel mio saluto. L'importanza appunto che ci fossero i ragazzini che stanno crescendo, diventeranno gli adulti del domani, saranno quelli che avranno in mano le sorti di Rosà, dell'Italia tutta, perciò a loro anche l'opportunità di comprendere quello che è il tema principale di un'associazione d'Arma, che è fare memoria, non tanto per andare in guerra, ci mancherebbe altro, ma soprattutto per ricordare le brutture che la guerra causa. Perciò mi fa piacere in modo particolare che, e spero abbiano compreso questo messaggio. Per il resto sarà una 3 giorni fantastica, non ho alcun dubbio, perché Rosà, oltre ad essere il gruppo più numeroso della sezione, è anche è strutturato, organizzato, lo ha sempre dimostrato, lo dimostra, e sono sicuro che i prossimi 3 giorni saranno straordinari sotto anche l'aspetto logistico. Non parliamo di quello storico, che questo è scontato. Ricordiamo ovviamente domenica ci sarà il momento clou con la sfilata nel cuore di Rosà, a partire dalle 9:30 Rete Veneta seguirà in diretta tutta la sfilata delle penne nere della sezione Montegrappa, per portare come sempre nelle vostre case tutte le emozioni dell'alpinità. E non potrebbe che essere così, perché Rete Veneta è la emittente degli alpini, sempre dalla parte delle penne nere. Andiamo in pubblicità e torniamo subito, tra poco. Dopo l'ingresso di Joy e Pimpa negli ospedali di Treviso e di Piove di Sacco, il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, si prende l'impegno di proporre una legge nazionale che regoli l'ingresso degli animali d'affezione nelle strutture sanitarie, perché, dice il presidente, fanno parte, ed è proprio così, fanno parte della famiglia. Voglio realizzare un progetto di legge per regolamentare questi accessi, ovviamente sulla base di determinati requisiti, sulla base di determinate caratteristiche, ma credo sia giusto e doveroso nel 2026 garantire l'accesso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti oncologici, quindi nei centri oncologici, l'accesso degli animali d'affezione. Un impegno netto e deciso, quello del presidente Alberto Stefani, che si è commosso seguendo le storie di Barbara e della sua Gioia a Treviso e di Pimpa e della sua padrona all'ospedale di Piove di Sacco. Qui le pazienti hanno potuto riabbracciare i loro cari amici a 4 zampe solo dopo molto tempo dal loro ricovero. Pur essendo la pet therapy riconosciuta a livello di cura già dal 2003, in Italia manca una legge nazionale che regolamenti l'accesso di cani e gatti dentro le strutture sanitarie. Oggi le norme variano sia a livello regionale che sanitario, dipendono cioè dalla direzione sanitaria specifica che le stabilisce di volta in volta. Ma come ribadisce il presidente, si tratta di aprire le porte a compagni di vita, oggi membri della famiglia a tutti gli effetti. Rappresentano un componente della famiglia e su questo dobbiamo continuare in questa direzione. Voglio realizzare un progetto di legge a mia firma. Un'idea portata avanti dall'associazione Angeli con la Coda, dove Antonio Scalise, marito di Barbara, e Valeria Vezzaro, esperta di pet therapy, se ne occupano da oltre 15 anni. I cani, oltre ad essere vaccinati e chippati, devono anche aver fatto un percorso preciso. Un cane che ha svolto insieme al suo proprietario un percorso dove il proprietario ha compreso come comunicano i cani,
e soprattutto come aiutarli a non entrare in stress. D'accordo? Ma per fare questo bisogna viverci di fianco, non portarli soltanto a fare la pipì la sera. E io e Barbara ne siamo convinti. Siamo 16 anni che ci stiamo lavorando. L'associazione si è detta anche felicemente sorpresa della proposta del presidente Stefani e disponibile, se lo vorrà, a dare una mano alla stesura della legge. Servizio di Elena Dal Forno, oltre 500 giovani scacchisti si sono ritrovati nei giorni scorsi al palazzetto Mazzalovo di Montebelluna per le finali regionali del trofeo Scacchi Scuola. I vincitori andranno alle finali nazionali di Montesilvano a maggio. Gli scacchi insegnano a ragionare e comunque a gestire bene certe situazioni in cui bisogna riflettere prima. E poi i tornei di scacchi mi hanno insegnato anche a usare il tempo, perché non sempre c'è molto tempo per le decisioni, quindi a una certa bisogna prendere una strada. Non è che bisogna stare fermi per sempre. Brian è uno dei quasi 500 ragazzi che si sono ritrovati a Montebelluna nel palazzetto Mazzalovo per disputare le finali regionali del trofeo Scacchi Scuola 2026, la cui organizzazione è stata affidata per il terzo anno consecutivo all'associazione Bellona Scacchi di Montebelluna. Stiamo raggiungendo tutte le scuole di Montebelluna e abbiamo molta soddisfazione, a partire con la giocomotricità per le prime e le seconde elementari e poi lezioni di scacchi vere e proprie per le terze, quarte e quinte. Una passione, quella per il gioco, che non conosce limiti, soprattutto quelli di età. Il nostro circolo, il più piccolo, ha 5 anni, Enea, quindi sta facendo l'ultimo anno dell'asilo, diciamo, e il diversamente giovane, diciamo così, ne ha 83, che è il nostro pilastro, il signor Rossi. Per cui a volte vedere il sabato al circolo, vedere il piccolo Enea che gioca con il signor Rossi è una gioia per tutti noi. Ma gli scacchi continuano ad affascinare soprattutto nel Veneto, regione che eccelle in Italia. 1500 e più anni dopo è ancora un gioco che affascina tutto il mondo, perché è una disciplina molto molto completa. Noi qui oggi sperimentiamo l'agonismo, ma gli scacchi sono anche didattica e vita sociale. La nostra regione, la regione Veneto, per i trofei Scacchi Scuola provinciali è la prima per numero di squadre che hanno partecipato, quindi per numero di istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno partecipato. I ragazzi la vivono come un gioco che li aiuta a migliorare e non si accorgono neanche di quanto migliorano mentre giocano, e quindi li stimola veramente a molti livelli. Si qualificano alle fasi nazionali il 30% per ogni torneo, quindi le migliori 5-6 squadre a seconda del singolo torneo. Chi passa la selezione accede alla fase nazionale prevista a Montesilvano nel mese di maggio. Appuntamento speciale al Teatrino Collezione Costenaro a San Giuseppe di Cassola. Venerdì sera avremo una grande serata, una grande artista internazionale, la ceramista Angelica Tulimiero, e ci parlerà della ceramica cinese. Questo venerdì alle 18:30 Angelica Tulimiero sarà ospite al Teatrino Collezione Costenaro di San Giuseppe di Cassola. Viaggiando per il mondo ha arricchito sempre più il suo bagaglio artistico e culturale, specializzandosi nella scultura e nelle installazioni ambientali in ceramica. Al teatrino porterà la sua esperienza pluriennale legata alla ceramica cinese. Da tanti anni lei è un'artista internazionale che si muove in tutto il mondo, si muove attraverso quelle che sono esperienze di residenza d'artista, di eventi in cui è invitata a partecipare, a portare quella che è la sua arte, e negli ultimi anni in particolare si è mossa diverse volte verso il mondo cinese. Parlerà sì in particolare del suo lavoro, ma un sguardo specifico rispetto alle esperienze che ha fatto in diverse città. Per la serata, per l'occasione, alcuni esempi di quello che ha fatto in giro per il mondo saranno sicuramente presenti. Chiudiamo con un collegamento nell'Udinese, andiamo da Omar Costantini per un aggiornamento sull'arresto di vari esponenti della banda dei Sinti che ha messo a segno molti furti in Veneto, in Friuli, Venezia Giulia. A te Omar.
Sì, grazie. Prendiamo la linea da Udine per gli aggiornamenti in merito a questa operazione in corso da parte dei Carabinieri su mandato della Procura della Repubblica. Ricordiamo che sono state diverse persone di etnia Sinti, per la precisione tra Brajdic e Udorovic. Le operazioni, come detto direttore, sono ancora in corso. I furti sono stati fatti per quanto riguarda il Veneto a Maserada sul Piave, Spresiano e San Michele al Tagliamento, mentre per quanto riguarda la provincia friulana, Villa Vicentina, San Giovanni a Natisone, Bertiolo e Codroipo. Tra l'altro quelli proprio di San Giovanni a Natisone li abbiamo anche documentati con i nostri collegamenti durante purtroppo tra gennaio e febbraio. Dicevamo, sono appunto 5 le persone arrestate, ancora adesso è in corso l'operazione da parte dei Carabinieri, ulteriori dettagli come sempre nel corso poi dei prossimi appuntamenti informativi per quanto riguarda Rete Veneta. Dal Friuli è tutto, ripasso la linea al direttore Bacialli. Grazie al nostro inviato Omar Costantini. Ed è tutto per oggi. Stasera Focus come sempre alle 21:15, 21:20 circa. Grazie a Alberto Pivetta, Simone Merlo e Marco Mattiuzzi, i nostri registi, e buona giornata. Arrivederci.